Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Come sempre in diretta su Rete Veneta trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le ultime notizie dal Veneto. Cominciamo parlando degli incidenti stradali che si sono verificati tra stanotte e stamattina in provincia di Vicenza. Autostrada con il traffico in tilt, 11 km di coda a causa di un camion che ha perso il carico. Ce ne parla in diretta Daniele Garbin con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Ecco, quello che vedete alle mie spalle è proprio la situazione poco prima del casello di Vicenza ovest verso dopo le gallerie. Come anticipato un camion questa mattina ha perso parte del carico ferroso che ha invaso le carreggiate e alle 8 proprio le telecamere dell'autostrada indicavano 11 km di coda. A dire la verità abbiamo visto che in forma così in singhiozzo, insomma, la viabilità sta in qualche modo ritornando a funzionare, però qui nei pressi proprio del ristrettoio dell'unica corsia la situazione è questa, quella che vedete. Una situazione anche complicata proprio perché parte del traffico è stato dirottato poi sulle strade regionali e provinciali, quindi è andato a intesare quello che era la situazione. Poco più avanti per esempio abbiamo notizia della regionale 11 e di uno sciopero invece verso il casello di Montebello della Ebara, una manifestazione, un corteo di un'azienda di pompe che per un'avvertenza stanno protestando e quindi anche questa situazione complica la vita per gli automobilisti. Come avevo anticipato la situazione però, ecco, oltre alla viabilità ha riguardato due incidenti gravi, uno a Marano Vicentino dove nella notte verso le 2:30 sono stati due i feriti in un impatto anche uno di questi un trentenne molto grave lungo via d'autostrada. Ecco, immediatamente sono intervenute le forze di polizia del SUMA 118 che hanno trasportato un trentenne all'ospedale, il cinquantenne invece che era alla guida dell'altra vettura è finito al pronto soccorso in Codice Giallo, il pronto soccorso dell'ospedale San Corso, sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, insomma, per la messa in sicurezza della strada. Poco prima invece parliamo della tarda serata di domenica a Laghi, sempre un altro frontale, sempre con due persone coinvolte nel tratto che da Arsiero conduce a Laghi e lungo la provinciale 82. Anche in questo caso i conducenti sono finiti in ospedale, fortunatamente non sarebbero particolarmente in condizioni gravi. Ecco, insomma, questo weekend che era stato anche dato come bollino rosso, sappiamo proprio in prossimità per le ferie, cominciamo in salita la giornata oggi. Pensiamo insomma che per il momento poi la soluzione si stia un po' normalizzando e quindi almeno siamo ottimisti. Per il momento è tutto. Qui da Vicenza, Filippo, restituisco la linea. Grazie a Daniele Garbini in collegamento per queste code che ci sono sull'autostrada A4 in provincia di Vicenza con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto. Noi continuiamo a parlare di incidenti stradali da risvolti drammatici perché ci sono delle novità sul mortale avvenuto sabato pomeriggio a Jesolo, costato la vita ad una coppia di Peseggia. Il conducente del camion coinvolto con altre 3 auto nell'incidente sul cavalcavia del Sile risulta indagato per omicidio stradale. Il conducente del camion, un cinquantenne di origine moldava, sarebbe risultato positivo all'alcol test e per questo è indagato per omicidio stradale. Questa è la novità sull'incidente di sabato pomeriggio lungo via Adriatica a Jesolo, costato la vita a una coppia di Peseggia, il 59enne Davide Magnanini e la moglie Emanuela Ghezzo di 60 anni. I due in sella a un Harley Davidson stavano tornando da una giornata al mare quando sono rimasti coinvolti in un incidente con altre 3 auto ed un camion sulla salita del cavalcavia del Sile che porta verso la rotonda Tosano. Un impatto tremendo con il corpo di Davide sull'asfalto accanto alla moto e quello di Manuela sulla scarpata, letteralmente volato al di là del guardrail. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, ma non troverebbe conferma il tentativo di sorpasso da parte della moto sul camion ipotizzato in un primo momento. Prenderebbe invece corpo l'ipotesi di uno sbandamento del mezzo pesante che avrebbe innescato la serie di impatti. Oltre alla coppia deceduta, sono 3 le persone finite all'ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Illesi invece il conducente
conducente del mezzo pesante e una famiglia tedesca che stava raggiungendo Jesolo per una vacanza. Davide Magnanini era un esperto camionista ed un grande appassionato motociclista, in particolare delle Harley, una passione condivisa da tempo con la moglie Emanuela. Condividevano le iniziative di un gruppo di motociclisti della zona, da Mestre a Mogliano. La coppia lascia 2 figli ventenni, Federico e Simone. È stato il sindaco Battista Mestrinera a comunicargli la tragica notizia. Devo ringraziare il sindaco di Jesolo per avermi avvertito subito praticamente della situazione. È stata un po' una fatalità che siamo riusciti a contattare i figli prima che venissero a saperlo dai giornali, dai social media. Sindaco che provocatoriamente lancia un appello a tutti i motociclisti. Le macchine sono sempre più larghe, sempre più piene di misure di sicurezza, le moto invece no. Quindi secondo me dovremmo metterci in testa o di andare in strade dove non ci sono mai macchine, oppure la moto, soprattutto d'estate, metterla via perché è diventata davvero un mezzo estremamente pericoloso, anche senza la colpa dei motociclisti. Tra poco purtroppo vi daremo notizia di altri incidenti in cui sono rimasti coinvolti dei motociclisti. Prima però parliamo della denuncia di molestie sessuali nella notte tra sabato e domenica presentata da una turista austriaca. Sarebbe accaduto all'esterno della discoteca Drago di Lignano Sabbiadoro. Un brutto episodio di presunta violenza sessuale è stato denunciato da una ragazza austriaca a Lignano Sabbiadoro. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra sabato e domenica vicino alla discoteca Drago, dove la ragazza aveva partecipato al single party, la festa dedicata a chi ha voglia di conoscere e incontrare altre persone. La turista ha riferito ai vigilantes del locale di essere stata molestata da un uomo con cui, pare, si fosse appartata poco prima. Secondo il racconto fatto anche ai carabinieri, l'uomo avrebbe approfittato della situazione in cui erano rimasti soli per palpeggiarla contro la sua volontà. Nessun altro tipo di violenza più grave è stato commesso, anche perché la giovane austriaca è riuscita a sottrarsi alla presa e mettersi al sicuro. Quando è stata trovata era in lacrime e in stato di shock, tanto da avere difficoltà respiratorie. I carabinieri hanno iniziato subito a raccogliere elementi per ricostruire i fatti e dopo aver rassicurato la giovane l'hanno lasciata in compagnia del gruppo di persone con cui si trova a Lignano per trascorrere un periodo di vacanza. Altre notizie di incidenti dunque che si sono verificati in queste ore, in questo fine settimana. A Resane, in via Angaran, un 51enne della provincia di Milano in sella ad una moto mentre era in fase di sorpasso si è scontrato contro un'auto che usciva da una casa privata. L'impatto è stato molto violento, il motociclista sbalzato a terra è stato soccorso e trasportato al Cafoncello in codice rosso. Gli accertamenti dei carabinieri intervenuti sul posto hanno verificato che il 51enne era senza patente. Lievi escoriazioni per la ventenne di Castelfranco che era alla guida dell'automobile. Un altro incidente invece si è verificato a Trevignano, siamo sempre in provincia di Treviso, coinvolti 2 motociclisti quarantenni, uno del posto in sella alla propria Vespa, l'altro di Noale alla guida di una Ducati. Un botto tremendo e 2 motociclisti finiti a terra, uno sull'asfalto e l'altro dentro il fossato. E questa è la scena che si è presentata ai soccorritori lungo via Roma a Trevignano, all'altezza del distributore Galloil. Erano da poco passate le 14 quando un quarantenne del posto, proveniente dal centro del paese, in sella alla propria Vespa, si accingeva ad imboccare una laterale della strada provinciale. In quel momento, sulla stessa direzione, sarebbe sopraggiunto a velocità elevata un altro quarantenne di Noale, in sella alla propria Ducati. L'impatto nel tentativo di quest'ultimo di superare l'altra moto è stato inevitabile. Subito allertati i soccorsi, il conducente della Vespa veniva elitrasportato al Cafoncello in condizioni serie ma cosciente e non in pericolo di vita, mentre l'altra persona coinvolta è stata condotta in ambulanza all'ospedale di Montebelluna per accertamenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la postrada di Vittorio Veneto per i rilievi. Un altro grave incidente si è verificato lungo la statale 54 all'altezza del ponte sul torrente Ellero in comune di Moimacco, siamo in provincia di Udine. Uno scontro frontale tra un'auto che procedeva verso Cividale e una moto condotta da un uomo di 48 anni che viaggiava in senso opposto. Il motociclista ha riportato fratture e traumi ed è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Illesi gli occupanti
dell'altro mezzo. Sul posto, per quanto di competenza, carabinieri e vigili del fuoco. E la Procura di Padova vuole fare luce sull'incidente stradale avvenuto lunedì scorso lungo la strada dei Vivai, costato la vita a Daniele Bortoletto. Intanto mercoledì mattina a Tombelle saranno celebrati i funerali del 26enne. Sono entrambi indagati per omicidio stradale i due automobilisti coinvolti lunedì scorso nell'incidente mortale costato la vita al 26enne Davide Bortoletto a Saonara. Il vivaista era in sella alla sua moto quando si è scontrato con l'auto di una 37enne che si stava immettendo sulla provinciale dei Vivai, da dove sopraggiungeva il 26enne, che è stato sbalzato sull'asfalto e poi investito da un'altra auto che stava sopraggiungendo dalla corsia di sorpasso. La Procura di Padova ha indagato gli automobilisti per omicidio stradale in concorso e ha disposto una consulenza tecnica cinematica per ricostruire l'esatta dinamica delle cause e di tutte le responsabilità dell'incidente. All'esame parteciperà anche un consulente tecnico dello studio legale 3A che segue la famiglia della vittima. Il magistrato non ha disposto l'autopsia ed è stato dato il nulla osta alla restituzione della salma ai familiari che hanno fissato la data delle esequie. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Tombelle di Vigonovo. In Pedemontana sta facendo discutere la vicenda di un giovane di Crespano che ha rischiato di perdere un occhio per sedare una rissa durante la sagra di Castelcucco. Il 25enne inizialmente avrebbe minimizzato l'accaduto, ma il papà l'ha spronato a non tacere e a presentare denuncia. Non è possibile che non diciamo le cose come stanno. Noi abbiamo degli extracomunitari, delle persone che girano con coltelli, con tirapugni, io non so, e fanno danni. Ecco perché la famiglia Zardo ha deciso di raccontare la vicenda del figlio Carlo, giovane agricoltore di Pieve del Grappa, che l'altra sera con degli amici decide di passare qualche ora alla sagra di Castelcucco. Tutto nella normalità di un 25enne, fino a quando Carlo si accorge che un gruppo di giovani di origini nordafricane stanno disturbando alcune persone e si avvicina nel tentativo di calmare le acque. Per tutta risposta gli arriva un colpo in faccia con un tirapugni che per puro caso non gli centra l'occhio. Per non aggravare la situazione, pur sanguinando abbondantemente, Carlo si allontana con gli altri amici per farsi medicare prima alla sagra e poi in ospedale. Carlo è un buono e quando torna a casa minimizza la situazione, che però non sfugge al padre Gianfranco, ex sindaco e volto storico del paese, che con rabbia mista a senso civico quasi lo obbliga a presentare denuncia ai carabinieri. Da padre che ho mandato giù il rospo perché non si può fare non si può far vendetta da soli, però ho chiamato il presidente della Proloco di Castelcucco e ho domandato se conoscono questa situazione, questo personaggio, perché questa è la realtà. Dicono che è di Castelcucco ed è conosciuto come un marocchino che ha altri problemi e fa sempre queste cose. Ora saranno i carabinieri a procedere nei confronti del giovane aggressore, mentre dalla Proloco di Castelcucco la garanzia di maggiori controlli sui giovani che frequentano la sagra, nella speranza che fatti come questo non accadano più. Ed ora ci trasferiamo in diretta di fronte al Tribunale di Treviso, dove c'è per noi Christian Arboit, perché oggi si celebra una seduta del processo per l'omicidio Ceschin ed è il giorno in cui parlano gli imputati. A te la linea, Christian. Sì Filippo, buongiorno da Palazzo di Giustizia con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, un'udienza cruciale nel delitto di Margherita Ceschin, perché oggi, come dicevi te, parlano gli imputati principali e c'è anche una memoria difensiva che sarà depositata nelle prossime ore dell'ex marito di Margherita Ceschin, Enzo Lorenzon, oggi ottantenne, accusato di essere di fatto il
mandante di quel terribile delitto. Siamo a Conegliano il 23 giugno del 2023, quando la donna 72enne viene trovata morta in casa. Da lì nasce uno scenario da incubo, con il marito appunto implicato nel delitto e una banda di fatto di domenicani che avrebbe fatto il lavoro sporco. Oggi l'udienza con gli imputati principali, che sono per l'appunto, oltre a Enzo Lorenzon, che è assistito dall'avvocato Fabio Crea, anche Sergio Lorenzo e Matteo Garcia, detto Molongo, che sono assistiti dall'avvocato Mauro Serpico, e Candy Maria Rodriguez, assistita invece dall'avvocato Marcello Stellin. La donna ha reso le proprie dichiarazioni. C'è stata la deposizione della Rodriguez, che è tra tutti gli imputati quella che ha la posizione forse più leggera, è accusata di favoreggiamento. Di fatto ha ammesso il favoreggiamento Rodriguez, ha ammesso di aver in qualche modo favorito l'ex fidanzato Joel Lorenzo, che si trova imputato in un altro procedimento sempre con la stessa accusa. Dice di averlo fatto per amore, dice di essere stata stupida, ma dice anche un'altra cosa, ovvero che non ci doveva essere il delitto della Ceschin, che la Ceschin doveva essere semplicemente intimidita, minacciata, intimorita, e probabilmente questa sarà la linea che emergerà anche nelle prossime ore con le altre deposizioni. Quindi non c'era l'intento di uccidere. Questo ha un peso specifico processuale, non solo processuale, trattandosi di un processo per omicidio volontario aggravato e premeditato. Ma facciamo così, Filippo, ti faccio sentire gli avvocati. Nell'ordine l'avvocato Marcello Stellin, che difende la signora Rodriguez, Candy Rodriguez, la prima ad aver parlato questa mattina, l'avvocato Fabio Crea, che difende l'ex marito di Margherita Ceschin, Enzo Lorenzon, e poi Mauro Serpico, l'avvocato che difende i due imputati principali, coloro i quali sono accusati di essere gli organizzatori e in qualche modo gli esecutori materiali del delitto. Quindi nell'ordine l'avvocato Stellin, Fabio Crea e Mauro Serpico. È emerso che la mia assistita purtroppo si è trovata in una situazione spiacevole, oltremodo, della quale tuttavia non aveva contezza, non ha avuto contezza se non dopo i fatti, e purtroppo ha seguito un istinto irrazionale di aiutare quello che era il suo fidanzato, promesso sposo e padre del suo figlio, a mettersi in salvo. Ragioni del cuore e della famiglia, come dice Antigone, che purtroppo possono confliggere con quelle dell'ordinamento. Lei è consapevole di quello che è successo e che non avrebbe dovuto aiutare il suo fidanzato a mettersi in salvo, a sottrarsi alle ricerche dell'autorità giudiziaria. Avvocato Crea, lei oggi presenterà una memoria, Enzo Lorenzon non sarà in aula. Più che una memoria è una vera e propria dichiarazione su quello che è stato i fatti, così come sono avvenuti nella realtà. Lo racconta per la prima volta, nella stessa dichiarazione si rammarica di averlo fatto, ma è stata una scelta condivisa da un punto di vista tecnico e di strategia processuale e difensiva, per cui è stato molto contento di poter veicolare oggi questa dichiarazione alla Corte d'Assise, perché per la prima volta spiega i fatti come sono avvenuti e spiega il suo punto di vista anche di natura personale. Già oggi dalla dichiarazione resa da Candy mi pare che sia emerso un elemento molto importante, dirompente nel processo, cioè che l'accordo che era intercorso con Enzo Lorenzon non fosse quello di un mandato ad uccidere, bensì un mandato ad intimidire, intimorire la signora Ceschin, e che poi in realtà i fatti siano andati in maniera molto diversa rispetto a quelli che cui si aspettavano gli stessi imputati.
Ecco Filippo, questo sarà probabilmente il leitmotiv delle prossime ore qui in Corte d'Assise a Treviso. Margherita Ceschin non doveva essere uccisa ma intimidita. Sullo sfondo, ve lo ricordo, c'è il rapporto con l'ex marito Enzo Lorenzon, una separazione molto difficile. Lorenzon mal tollerava il fatto di dover corrispondere alla moglie ogni mese un assegno di circa 10.000 euro. Questo sarebbe stato il motivo scatenante della violenza, chiaramente violenza che è da circoscrivere, violenza sulla quale in queste settimane, in questi mesi in Corte d'Assise si sta facendo luce, insomma, e quindi oggi l'udienza, come ti dicevo all'inizio di questo collegamento, cruciale per definire il quadro delle responsabilità. Per il momento da Palazzo di Giustizia è tutto. Filippo, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit in diretta di fronte al Tribunale di Treviso. Noi voltiamo pagina e parliamo di economia, un mondo dell'economia che è scosso non solo in Veneto per l'annuncio dei dazi statunitensi al 30% per tutte le merci provenienti dall'Europa. Per quello che riguarda la regione, l'economia della regione Veneto, ci sarebbe un conto salatissimo. È stato calcolato dall'ufficio studi della CGA di Mestre come una perdita di export pari a 4 miliardi di euro. Qualcuno si aspettava una mezza carezza e invece da Washington è arrivato un pugno. A sferrarlo Donald Trump, che ha postato sul suo social la lettera inviata all'Unione Europea dove annuncia dazi dal 1 agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Parole nette, nettissime, giustificate con la disparità del deficit commerciale tra le due sponde dell'Atlantico. Poco dopo la risposta di Ursula von der Leyen, che da un lato prende atto della missiva, dall'altro ammette come l'imposizione di dazi al 30% sulle esportazioni europee sconvolgerebbe, testuali parole, le principali catene di approvvigionamento transatlantiche. Il Made in Italy intanto trema, con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini che invoca calma e nervi saldi. Non possiamo compromettere i nostri mercati finanziari, il commento del leader degli industriali. Problema globale, ripercussioni locali. La CGA di Mestre aggiorna i dati. Il conto per le imprese venete è salatissimo. In via molto prudenziale stimiamo che l'impatto economico negativo sulle esportazioni del Veneto potrebbe aggirarsi intorno ai 4 miliardi di euro all'anno. Una vera e propria stangata che colpirebbe il cuore delle nostre produzioni manifatturiere e dell'agroalimentare, come il settore della componentistica dell'auto, le imbarcazioni, i macchinari, i vini, l'abbigliamento, l'occhialeria, i gioielli e i mobili. Tra poco andremo anche a sentire le reazioni che ci sono state in Veneto e come ci si sta cercando di organizzare in attesa di questa autentica ammazzata dei dazi americani. Prima però ci colleghiamo in diretta con Belluno, con Tiziana Bolognani, perché è un incubo infinito quello sulla statale di Alemagna, messa alla prova dalla frana di San Vito, che sabato notte ha scaricato ancora detriti, sassi e fango che hanno invaso la sede stradale. Per domani pomeriggio è atteso un nuovo vertice in prefettura, mentre la strada già si sa che sarà temporaneamente riaperta solo per i mezzi di soccorso. Dunque ci colleghiamo in diretta con Tiziana Bolognani, la collaborazione tecnica di Stefano Bozzi. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Filippo, hai detto bene, questa è la sintesi della situazione che da ieri ha fatto ripiombare il Cadore di nuovo nell'incubo della mobilità sulla 51 di Alemagna. La circolazione è di nuovo bloccata, una nuova colata di detriti, si stima ne siano caduti almeno 4.000 metri cubi ed è un quantitativo che è simile se non addirittura superiore a quello caduto il 1° luglio scorso. Sapete, ieri l'ANAS si è subito messa in attività convocando le ditte per sgomberare la sede stradale, strada che è stata liberata da detriti, da sassi e da fango, ma che può essere riaperta, come giustamente hai detto tu, solo al momento per i mezzi di soccorso e dalla riunione in prefettura di domani pomeriggio si attendono
novità, le attendono certamente i lavoratori che sono letteralmente sfiniti, letteralmente senza forze oltre che imbufaliti, perché bisogna trovare evidentemente una soluzione o strutturale e progetti sulla 51 di Alemagna per tutelarla, per proteggerla dalle frane, che non sono evidentemente fenomeni recenti. Progetti ce ne sono, abbiamo recuperato un progetto del 2017 firmato proprio da ANAS. E o si fanno questi interventi strutturali con la massima urgenza, oppure si provvede ad approntare la viabilità alternativa, perché la soluzione trovata fino a questo momento, e cioè quella annunciata venerdì scorso di mettere a disposizione dei lavoratori un transfer con le navette NCC da San Vito di Cadore a Cortina, si è rivelata davvero una beffa. Oltre al danno quindi ai lavoratori la beffa. Perché? Perché si è scoperto che il prezzo richiesto a ciascun lavoratore al giorno è di 30 euro, evidentemente una cifra insostenibile per i lavoratori che da questa mattina hanno ripreso la strada del Tre Croci per andare a lavorare a Cortina. Di questo abbiamo parlato con il sindaco Gianluca Lorenzi, e quindi vi facciamo vedere questo servizio e poi la linea può tornare allo studio. La dignità di chi ha scelto di vivere e lavorare in montagna non può essere calpestata, lo affermano a gran voce i lavoratori pendolari che fanno la spola fra il Cadore e Cortina e che dopo la frana a San Vito sono costretti a viaggi della speranza fra i tornanti del passo Tre Croci. Il sollievo parziale per tutti è durato pochi giorni e da questa mattina, dopo l'ennesima colata dal Marcora, è ricominciato l'incubo cui, per farvi fronte, aveva cercato una soluzione il Comune di Cortina, annunciando la disponibilità di navette NCC per il transito sulla 426. Il risultato, oltre al danno, la beffa, dopo aver scoperto che il biglietto richiesto a persona costa 30 euro al giorno. Io capisco benissimo che ognuno fa il suo business ed è giusto che sia così, però dobbiamo anche renderci conto che noi stiamo dando un servizio della gente che viene a lavorare, non è il turista che si può permettere di pagare un biglietto a fronte di un servizio che poi può avere, faccio per dire, nel rifugio. Qui stiamo parlando di gente che ha necessità di avere questo servizio per venire a lavorare. La gente è arrabbiata, tanto più che il transfer non porta in centro né a Cortina né a San Vito, ma in luoghi comunque isolati che richiedono spostamenti di chilometri a piedi o in autobus che al momento non c'è. Il sindaco Lorenzi chiede a chiunque sia in grado di rendersi disponibile per questo servizio di ragionare in maniera diversa. Se, faccio per dire, costa 10 euro, 15 euro la tratta, è logico che quella tratta lì deve avere un margine di guadagno, perché assolutamente non è in discussione, però magari possono essere i 20 euro suddivisi per le 8 persone che sono all'interno del mezzo. Allora con 2-3 euro penso che anche 5 qualcuno si possa permettere il servizio, altrimenti vuol dire aver vanificato tutti gli sforzi dell'amministrazione insieme al sindaco di San Vito per mettere a terra un servizio che poi non riesce a riscuotere il risultato per la quale noi ci stiamo dando da fare. In cima alla lista delle priorità ci sono i lavoratori pendolari, la stragrande maggioranza dei quali sono occupati nelle attività turistico, ricettive, bar, alberghi, ristoranti. Noi, al di là di questa opportunità degli NCC, ci stiamo guardando da altre parti, perché questa risposta che abbiamo ricevuto sicuramente non è quella che volevamo e non è la risposta che si aspettano i cittadini. Dunque stavamo parlando di dazi, dopo questo ci siamo interrotti per questo importante aggiornamento sulla statale Alemagna da Tiziana Bolognani in diretta da Treviso. Dunque i dazi di Trump sono più pesanti del previsto, i vari comparti produttivi fanno i conti con quella che può diventare la tempesta perfetta dal punto di vista economico. Anche la filiera lattiero-casearia si prepara ad un periodo che potrebbe diventare molto complicato. All'orizzonte ci sono delle nubi e quindi dobbiamo cercare di capire quanto intenso sarà il temporale e prevedere che possa essere intenso, mettendo in campo delle azioni per non farci trovare impreparati. Alessandro Mocellin, presidente di Latterie Vicentine, le chiama nubi. Ma i dazi al 30% piazzati da Trump sui prodotti europei e quindi anche sui formaggi del Veneto rischiano di essere la tempesta perfetta in un momento particolarmente delicato per l'economia globale.
E siccome gli alfieri della filiera lattiero-casearia nostrana, l'Asiago DOP e il grana padano DOP, sono ormai prodotti che fanno numeri a livello globale, qualche preoccupazione sorge negli addetti ai lavori. L'effetto dazio lo sentiremo, non sappiamo ovviamente quali saranno le conseguenze nelle nostre vendite, è un mercato importante. Diciamo che comunque un primo dazio è già da qualche mese che ce l'abbiamo, che è il cambio sfavorevole tra dollaro ed euro, con il dollaro particolarmente debole che ha tolto potere d'acquisto al consumatore americano. Questa tempesta perfetta rischia di diventare molto pesante per il comparto. È un mercato, come dicevo prima, importante, di crescita continua, dove i nostri prodotti, in particolar modo le nostre due DOP, l'Asiago e il grana padano, rischiano di ovviamente avere dei riflessi negativi. La filiera veneta ha nel suo DNA gli anticorpi per superare anche le bufere più pesanti, ma chi mette le mani letteralmente nel latte ogni giorno per fare i formaggi richiesti in tutto il mondo avverte che stavolta ci sarà da far fatica. Di natura non sono così pessimista, ma devo guardare in faccia la realtà. La speranza è che la qualità dei nostri prodotti, così ricercata fuori confine, dazio o non dazio, continui a essere ricercata e in maniera da non subire grandi contraccolpi sulle vendite. I dazi preoccupano non solo gli imprenditori, ma anche i commercianti, i cittadini, il mondo della politica. Il nostro servizio da Bassano del Grappa. Sicuramente produrranno dei grossi problemi per qualche azienda. D'altronde Trump, lui quando decide, un giorno fa chiaro, un giorno fa scuro, comunque si vedrà, insomma, bisogna vedere l'Europa come risponderà. Se rimane come dice lui, per certe nazioni, non è che sia una situazione tanto vantaggiosa, è uno svantaggio e anche può portare problemi all'economia europea, può portare logicamente di conseguenza alla nostra, questo è logico. Vedo che il problema è grave, penso che ci saranno ripercussioni un po' dappertutto, però non dipende da noi, penso che dipenda da Trump. È un bel problema perché il nostro amico Trump non c'è tutto con la testa, secondo me, quindi gli cambia idea da un momento all'altro. Per i dazi sì, sono preoccupato perché non fanno bene, a parte alle aziende che devono produrre, ma anche ai consumatori perché devono pagare di più, perché se le aziende se no muoiono. Potrei dire tante cose, ma è alla fine che si contano i risultati. Può essere bene, può essere male, ma si metteranno d'accordo sicuramente. Quindi al momento lei non è preoccupato? Al momento no, io, però qualcuno forse sì. Le notizie e i commenti ufficiali, diciamo ufficiosi di rappresentanti del commercio importanti ci sono già stati. Problemi certamente ci saranno. Ma non penso, bisogna vedere se vanno a buon fine, e non penso che vadano a buon fine, stanno prolungando sempre di più. Secondo me non li mettono, non conviene neanche a loro. E cosa mangiano dopo? McDonald's e basta? E come se non bastassero i dazi, c'è un altro allarme che è stato lanciato da Confartigianato Imprese Veneto, riguarda le bollette dell'elettricità delle piccole e medie imprese della nostra regione, che non solo pagano le bollette più care dell'Unione Europea, come le altre imprese della nostra nazione, ma con una tassazione di 8 volte e mezza superiore rispetto alle grandi aziende. Ed ecco da qui un appello al governo da parte di Confartigianato Veneto. L'energia per la piccola e media impresa ha un costo 8 volte superiore ai grandi consumatori, quindi chi consuma meno di 20 megawatt
ha 8 volte il costo in bolletta rispetto a chi ne consuma molta altra. In un paese in cui la tassazione sull'energia elettrica è la più alta dell'Unione Europea, in media del 28%, si somma il paradosso per cui una piccola impresa italiana che consuma meno di 20 megawattora l'anno si trova a pagare un carico fiscale 8 volte e mezzo superiore ad una grande azienda che ne consuma oltre 150.000. Costo esorbitante che porta le piccole e medie imprese a subire questo torto. Noi riteniamo che questo dramma per noi debba essere affrontato dal governo e come tale deve essere risolto nel migliore dei modi, ossia portando il costo dell'energia perlomeno a un costo minore e quindi il costo pari agli altri. L'appello di Confartigianato Veneto è di quelli che chiedono una risposta immediata, soprattutto per un manufatturiero sospeso tra la scure dei dazi americani e l'incertezza di uno scenario geopolitico in cui pesano non poco i conflitti mediorientali. Noi non possiamo solamente vivere o avere solamente le aziende che lavorano su quello che sono il cibo e le bevande, quindi alimentari e bevande. Dobbiamo avere tutto quello che è il settore vero, che è il settore del manifatturiero. Questo settore importantissimo per le imprese artigiane ed è una risorsa economica e sociale, deve essere aiutata e l'aiuto solamente di porre dei prezzi accettabili per tutti. Noi chiediamo solamente una situazione di equità. E allora parliamo degli esami di maturità, perché come sapete alcuni casi partiti dal Veneto già l'anno scorso stanno facendo discutere in tutta Italia. Noi abbiamo si tratta di quei giovani che si sono rifiutati di sostenere l'esame orale alla maturità per vari motivi. Il vicepreside del liceo Brocchi di Bassano, Riccardo Poletto, che è anche l'ex vice sindaco della città, pur non condividendo questa scelta, è convinto che la scuola debba fermarsi e ascoltare il messaggio che i giovani ci stanno lanciando. Abbiamo chiesto il suo parere in un'intervista che ha realizzato pochi istanti fa Vanessa Banzato con il contributo tecnico di Alessandro Costacurta. Studenti e studentesse che si rifiutano di fare l'orale alla maturità. È un chiaro segno di protesta, un chiaro segno contro la situazione scolastica attuale, che piaccia o no, è un messaggio che vogliono lanciare al mondo della scuola intero. Matematicamente vengono promossi perché hanno raggiunto allo scritto risultati eccellenti, però appunto in segno di protesta loro dicono no, noi l'orale non lo vogliamo sostenere. Con me Riccardo Poletto, che tra l'altro è anche vicepreside al liceo Brocchi di Bassano. Come vede questa cosa? Come vede questo messaggio che i giovani vogliono lanciare e stanno lanciando? Sono ben 3 in tutta Italia che hanno deciso di non affrontare la prova orale. Ma guardi, dal mio punto di vista la scelta in sé non è una scelta corretta, perché responsabilità vuole che se si inizia un percorso lo si conclude con tutte le tappe che questo percorso prevede, quindi con l'esame di Stato in tutte le sue prove, anche il colloquio orale. Poi certamente le motivazioni addotte soprattutto dal primo ragazzo che ha fatto questa scelta fanno pensare, perché se il messaggio che lui ha voluto mandare, pur con un modo che io considero sbagliato, è non cerchiamo di concentrarci troppo sui numeri, sulle medie, quindi non vogliamo come ragazzi essere identificati con un numero, per cui lui ha detto io quel che ho imparato, mi rifiuto di farmi misurare un'altra volta. Questo può essere un messaggio che va accolto anche nella sua parte positiva. La valutazione non è mai una misurazione, non deve mai esserlo, però se da parte degli studenti la percezione non è questa, mettiamoci attorno a un tavolo e parliamone, perché effettivamente il rischio non soltanto da parte degli insegnanti, qualche volta più da parte dei ragazzi, dei genitori, è di essere fissati proprio su quella media anno per anno e poi su quel voto finale che sembra quasi possa completare la visione di un lavoro di 5 anni. Non è così, quel numero è importante, ci mancherebbe altro, però bisogna stare molto attenti a non darne un peso eccessivo. Che piaccia o no, questo è anche un segnale
io oserei dire positivo, perché vuol dire che i ragazzi vogliono far sentire la loro voce, i ragazzi vogliono far sentire che ci sono. Sì, e vogliono forse anche allontanarsi da un modello scolastico che rischia di essere troppo competitivo. Le provocazioni, i messaggi che arrivano da parte dei ragazzi, anche quando vengono fatti in modo magari non condivisibile, non vanno presi alla leggera. Quindi se il messaggio di questi ragazzi e di queste ragazze è: viviamo la nostra scuola in maniera eccessivamente competitiva e alla fine, come dire, quando possiamo, vogliamo tirarci fuori da questo sistema che ci affibbia dei numeri, ascoltiamoli, prendiamoli sul serio. Dobbiamo far capire anche però che se la percezione è di una scuola troppo competitiva, questo non dipende soltanto, non solo dalla scuola, ma anche da come viene vissuta da ragazzi e genitori. A volte il registro elettronico, che è uno strumento utilissimo, rischia di veicolare questa immagine della scuola, cioè il ragazzo che si identifica, si specchia con un numero. Anche i genitori qualche volta, quando aprono il PC o accendono l'applicazione del registro elettronico, la prima cosa che vedono è una media con tanto di punti decimali, e il rischio è che i genitori o anche i ragazzi identifichino tutto il percorso svolto con quel numero, con quella media. Non è così né nel corso degli anni né tantomeno con l'esame finale. E su questo argomento che ha appena trattato l'ex sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto, vice preside del Brocchi, appena intervistato da Vanessa Banzato, c'è una presa di posizione shock dello psicoterapeuta Mirko Casteller, che ha detto: i docenti che hanno promosso gli studenti che hanno boicottato l'orale vanno immediatamente licenziati. Siamo di fronte a un atto di anarchia, aggiunto, che ci può far tornare a tempi bui. Il professionista ha citato addirittura gli anni di piombo. Sentiamo. Io avrei licenziato i professori. Se io fossi il ministro, io avrei licenziato i professori che hanno promosso questi studenti. Questo è un segnale di anarchia. Questo è un messaggio, un urlo che viene dato ai livelli molto alti anche in termini politici istituzionali, gerarchici. Solo che non illudiamoci che questo urlo venga dagli studenti. Questo è un urlo di sistema. Il boicottaggio degli esami orali alla maturità non è semplice ribellione per Mirko Casteller, psicoterapeuta castellano da anni specializzato in tematiche giovanili, ma è qualcosa di più, che riguarda anche quella che dovrebbe essere l'alleanza tra corpo docente e studenti. Casteller ribalta l'ottica maggioritaria: sul banco degli imputati, più che i maturandi, ci sono i prof. Io non credo che uno studente arrivi all'orale e solo in quel momento evidenzia di non voler fare l'orale. I segnali li aveva già dati prima, probabilmente nel comportamento, nelle dinamiche relazionali, ma soprattutto nelle dinamiche di apprendimento nei 5 anni della scuola che ha frequentato. Quindi il segnale da parte del corpo docente c'era già stato, assolutamente. L'hanno avuto, l'hanno avallato, benissimo. Vuol dire che sono d'accordo nel modello di alterazione delle regole. Il messaggio che uno studente è maturo nel momento in cui decide soggettivamente di sottrarsi a una prova, lascia degli spazi immensi nella società, perché chiunque di noi in altri momenti potrebbe sottrarsi dalle proprie responsabilità. Insomma, la questione è seria, fa intendere Casteller, con un inquietante parallelismo storico. Io penso che rischiamo di dare spazio a delle ideologie, e uso un termine pesante, che in un certo periodo storico hanno gambizzato persone perché avevano il coraggio di fare una sorta di riforma del diritto legislativo contrattuale, e conosciamo bene quel periodo storico di persone che hanno espresso una forma di anarchia diretta verso il sistema sia istituzionale che formativo. Ecco, io vorrei evitare queste derive. Quindi ritornare a tempi bui. Il rischio è di ritornare a un certo periodo storico, quindi mi permetto di dire pesantemente che la responsabilità non la attribuirei solo a quel povero studente, ma la attribuirei, che sembra essere anche una persona che ha rivendicato dei diritti, con dei principi, ma io penso ci sia una grossa responsabilità da parte del corpo docente che c'è stato alle spalle e ha avallato tutto questo. Questa è l'opinione di Mirko Casteller, apre un dibattito che noi abbiamo esteso anche alle persone, chiedendo la loro opinione sul caso a Treviso. Penso che sia meglio farlo l'orale, perché è un progresso, un passo nella vita,
e che rinunciare a un'occasione di crescita non sia una scelta ideale. La decisione di 3 studenti veneti di rifiutarsi di sostenere l'esame orale alla maturità fa molto discutere e le opinioni sono discordanti. Non tutti la pensano come il ministro Valditara, che ha annunciato addirittura la bocciatura per chi il prossimo anno si rifiuterà di aprire bocca davanti alla commissione. Non sono dei lavativi, non sono dei ragazzi che hanno stoppato la scuola, hanno fatto la loro scuola, i loro anni scolastici, sono arrivati a fine percorso ed è stato un modo di protestare probabilmente come viene gestito l'esame di oggi, perché non è sempre tutto così negativo. Insomma, anzi, secondo me onore al merito, perché comunque hanno detto la loro. Ecco, lei si sarebbe mai rifiutata di fare l'orale? Avrebbe potuto permettersi questo? Io l'ho fatto l'anno scorso, la maturità al liceo artistico serale, e ho fatto l'orale. Per cui sono fresca di studi, nonostante la veneranda età. Penso che sia poco rispettoso nei confronti della collettività e un po' di mancanza di educazione civica. Sono delle cose nella vita che bisogna fare, bisogna essere responsabili. Se uno praticamente deve fare un esame lo fa e basta. Per cui si prende le sue responsabilità e accetta anche le eventuali bocciature. Le regole vanno rispettate. Se esistono le regole che prevedono un esame scritto e delle risposte orali, devono sottostare a questo. Una forma di protesta o un modo per esprimere altro? Penso che bisognerebbe farlo comunque, dopo come forma di protesta non lo so se sia giusto o meno. Io l'avrei fatto e avrei dimostrato che ero preparata e l'avrei fatto, però ho una mentalità da sessantenne. Onestamente penso che loro abbiano valutato il sistema scolastico italiano come qualcosa che non dà peso all'esperienza dei ragazzi, alla loro crescita in senso umano, ma li valuta più come mero numero, e quindi appoggio totalmente la loro scelta. Non capisco perché non ci si domandi piuttosto perché questi ragazzi hanno scelto questa via quest'anno. In apertura di telegiornale vi abbiamo dato gli ultimi aggiornamenti per quello che riguarda il drammatico incidente stradale che si è verificato a Jesolo sabato pomeriggio. Vi ricordo, perché tra poco ci collegheremo con l'avvocato dei familiari che hanno perso la vita in questo tragico incidente, che per il camionista, che aveva un tasso alcolemico oltre la soglia, si configura il reato di omicidio stradale aggravato. Dunque, Manuela e Davide, morti in Harley nel tragico schianto contro il camion a Jesolo, di ritorno dal mare. Noi siamo a Mestre con Anna Maria Parisi, che con l'avvocato Simonetti, l'avvocato appunto dei familiari delle 2 persone che hanno perso la vita. A te, Anna Maria. Sì, eccoci, buongiorno Filippo, siamo appunto con l'avvocato Guido Simonetti dello studio Simonetti di Mestre che adesso assiste i figli di Manuela Ghezzo e Davide Magnanini, cioè Federico e Simone. Dunque si diceva, avvocato, che adesso per il camionista che è stato sottoposto ad esami ed è risultato ufficialmente che avesse un tasso alcolemico non soltanto ben oltre la soglia di limite, ma è consentito perché la tolleranza è 0 per i camionisti. Esatto, si diceva. Esatto. Noi il mandato l'abbiamo ricevuto stamattina, quindi non abbiamo visto nessun documento. Dalle notizie di stampa sembrerebbe appunto che l'omicidio colposo sia aggravato dall'ebbrezza alcolica e, come le dicevo, i camionisti hanno la tolleranza 0 sull'alcol nel sangue, e quindi i numeri che ho letto sulla stampa sarebbero di particolare gravità. Ecco, adesso con il reato che si configurerebbe a carico del camionista, cioè omicidio stradale aggravato, la dinamica è comunque ancora tutta da ricostruire, perché ci sono delle inesattezze rispetto a quanto è stato riportato nelle scorse ore. Le prime notizie di stampa cercano un po' di raccogliere quello che trovano. Il sinistro è di sabato pomeriggio. Normalmente la Polizia Municipale di Jesolo fa un lavoro approfondito, perché purtroppo hanno, soprattutto nel periodo estivo, grande esperienza nel rilevare i sinistri stradali. Stamattina i clienti sono venuti e quello che abbiamo consigliato è di attivarci subito con la procura, perché il magistrato che coordina le indagini, pur avendo i rilievi fatti
che saranno sicuramente in fase di elaborazione, disponga una consulenza tecnica nominando un ingegnere in modo tale che anche noi con i nostri consulenti possiamo partecipare in contraddittorio e cercare di fare luce, di fare chiarezza su quella che è la dinamica che dalle notizie di stampa appunto che loro hanno purtroppo letto ieri mattina sembrava attribuire responsabilità al papà per la perdita della mamma, invece sembrerebbe che gli elementi almeno che abbiamo raccolto di prim'ora siano di diverso avviso e quindi la dinamica è sicuramente tutta ancora da approfondire. E quindi, prego. Quindi i figli potranno essere presenti a questa perizia? Sì, per il tramite il nostro, per il tramite dei difensori che hanno nominato, certo, è una facoltà della persona offesa quella di partecipare alla fase delle indagini preliminari e se viene disposta una perizia, una consulenza tecnica in questo caso, hanno facoltà di nominare un ingegnere ed è quello che si consiglia sempre in questi casi, perché leggere poi dalla stampa la ricostruzione di quello che è successo non è il modo migliore poi per cercare di affrontare queste tragedie. In questo caso l'omicidio purtroppo è plurimo, nel senso che nello stesso evento perdono sia la mamma che il papà e quindi merita l'approfondimento massimo e la massima diligenza nel ricostruire quello che è successo. Ecco, questo da un punto di vista proprio, come dire, esercitorio morale, dal punto di vista legale. Ma no, prima che risarcitorio proprio della ricostruzione dei fatti, sì, nel senso che proprio per il fatto che si trova la mamma e il papà dove la mamma è trasportata, andare bene a verificare che il papà non abbia responsabilità è una cosa fondamentale, lei capisce? Sì, questa è una puntualizzazione che andava fatta, avvocato, e poi si diceva anche da un punto di vista proprio personale, umano, che deve essere una tragedia immane perdere contemporaneamente i genitori e in questo modo. Sì, certo. Sì, noi abbiamo purtroppo assistito molte famiglie che si sono trovate in questa situazione e indubbiamente si fa sempre fatica a pesare il lutto, la perdita, ma entrambi i genitori è un fatto gravissimo, senza dubbio. Ecco. Noi adesso ringraziamo l'avvocato Guido Simonetti di Mestre per il tempo che ci ha dedicato e se non hai altre domande da studio ti restituisco la linea, Filippo. Grazie Anna Maria, grazie all'avvocato Simonetti e a Sandro Pocchio che ha curato dal punto di vista tecnico questo collegamento in diretta da Mestre. Noi ora parliamo di maltempo perché i danni della grandinata che si è abbattuta venerdì 11 luglio sulla bassa friulana potrebbe superare la cifra a 6 zeri. L'area colpita è stimata in 1500 ettari. Inizia a materializzarsi dopo la violenta grandinata che nel pomeriggio di venerdì si è abbattuta nella bassa friulana, con epicentro tra Pocenia e Muzzana del Turniano, colpendo anche Porpetto, Carlino, Palazzolo dello Stella e San Giorgio di Nogaro. Il maltempo pare abbia colpito una superficie di 1500 ettari, distruggendo coltivazioni di mais, vigneti, pioppi appena piantati in fase di crescita e altre colture. Impossibile al momento quantificare, ma il danno supera qualche milione di euro. Molte aziende e piccole attività messe in ginocchio nel momento fondamentale dello sviluppo per la raccolta e in certi casi non si esclude la rimozione per l'irreparabile danno causato dalla violenza del maltempo. Diciamo che la stima dei danni è ancora prematura, comunque stiamo parlando di 1000-1500 ettari di superficie coperta da culture, molte delle quali specializzate come vigneti, frutteti, anche pioppetti e allevamenti di pioppi, oltre che a seminativi come soia e mais, per cui ci sono varie tipologie di danni, soprattutto per quanto riguarda la vite si parla non solo di quest'anno ma anche del prossimo anno dei danni e anche sulle culture come i pioppi, appunto visto le piante in allevamento mi hanno detto che sono proprio devastate, quindi saranno da ripiantare. E quindi stiamo vivendo proprio un momento anche particolare perché l'annata agraria ormai ha già dei presupposti per cui anche le risemine non si possono effettuare, quindi l'annata agraria con l'11 di luglio di ieri praticamente è finita per alcuni agricoltori. Invece è stato riaperto al traffico veicolare il Ponte Rialto a Valstagna.
L'applauso della tanta gente accorsa sul Ponte Rialto è l'atto ufficiale di riconsegna alla comunità di un'opera fondamentale per tutta la Val Brenta. Per noi è la festa della riconsegna di un ponte alla sua comunità, quindi per noi c'è una grande soddisfazione per l'importanza della riapertura e per quanto ci riguarda anche per la qualità dell'intervento, nel senso che per noi era importante innovare mantenendo un collegamento con il passato, insomma pensiamo di esserci riusciti. La carreggiata è più larga sia per i veicoli sia per i pedoni, le balaustre dove spiccano le bandiere sono molto più solide e consentono di affacciarsi con sicurezza ad ammirare il corso del Brenta. Per i residenti di Carpanè e Valstagna riavere il ponte è un vero sollievo. E finalmente contenti, e grandemente contenti certamente. La felicità è una delle, dei valori più alti dell'uomo e anche un ponte aperto contribuisce a questo. Finalmente dopo 10 mesi ha partorito un bel ponte, bisogna fare i complimenti all'Ebeo. Quindi insomma un bel lavoro che serviva? Sì, serviva altro che. Un'opera che mi sembra valida, devo provarla in macchina prima però e anche in bicicletta, ma mi sembra così a vederla così, insomma, e pensando a prima, più solido, bello, insomma, ecco. Effettivamente il problema è stato in tempi più lunghi di quelli che erano stati previsti e quindi l'attesa si è fatta un po' pesante. Poi il discorso appunto che purtroppo noi siamo abituati da tempo immemorabile a essere collegati, quindi un ponte chiuso per noi è stata una ferita. Qual è stato il disagio più grande di questi mesi? Beh, il fatto che c'era il paese diviso a metà, la farmacia di qua, il comune di là, insomma è stato pesante, non tanto per noi quanto per loro, perché noi bene o male andiamo in giro, loro più che statale non hanno. Riaperto il ponte, le attenzioni vanno sull'ex centrale elettrica, che diventerà nelle intenzioni dell'amministrazione il nuovo polo culturale della Valle grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro. E a proposito di lavori pubblici, parliamo di quelli per realizzare le nuove linee del tram a Padova, perché un drone ci mostrerà tra poco dall'alto lo stato dei cantieri. L'assessore comunale Ragona ha annunciato che si sta correndo per aprire almeno la prima tratta del SIR 2. Qui è il fulcro di tutti i SIR. Siamo in stazione dove stiamo lavorando al nodo più complesso del sistema Smart. Vedere dall'alto come sta crescendo il sistema di rotaie della linea SIR 2 del tram che collegherà Vigonza, Padova e Rubano mostra uno stato avanzato dei lavori che non si percepisce dalla strada trafficata. Il comune di Padova ha diffuso un video per mostrare ai cittadini come procedono i cantieri del tram in quella che è destinata ad essere l'ultima estate di passione per il traffico. Noi collegheremo tutto l'anello della stazione che prevede una doppia pista, un doppio ovale davanti alla stazione. Un punto fondamentale da dove sarà possibile raggiungere tutta la città. Per velocizzare stiamo lavorando con più sottocantieri in quest'area. Stiamo cercando di accelerare, allungando i turni di lavoro, lavorando anche il sabato. Se ci fosse una necessità lavoreremo anche di notte. Siamo qui con 25 unità fisse tutti i giorni. Stiamo cercando di bruciare le tappe per far partire quanto prima la tratta del SIR 2 verso la Stanga, in una zona dove si trovano fiera, università e tante aziende oltre che residenti, spiega l'assessore Andrea Ragona nel video, insieme a Mario Annichiarico della Vitadello SPA, responsabile del cantiere, che assicura la fine dei lavori su tutta la linea entro il giugno del 2026. Su via Einaudi abbiamo già realizzato 2 piste fra le 2 rotatorie, quella di via San Marco e quella di via Sviner. Stiamo continuando su via San Marco fino all'altezza del ponte Darwin e per fine luglio potremo cantierare dal ponte San Marco fino alla fermata Ippodromo. Da qua a 20 giorni, da qui all'ippodromo, è tutto un cantiere. Voltiamo pagina, ci trasferiamo a Trieste, dove l'aumento della tassa di soggiorno al momento è in sospeso. L'amministrazione comunale attende di confrontarsi con le nuove rappresentanze degli albergatori prima di definire le nuove tariffe, mentre il turismo in città continua a crescere. L'aumento della tassa di soggiorno a Trieste, previsto da tempo nei bilanci comunali, è al momento sospeso in attesa di un confronto con le categorie degli albergatori. Il cambio ai vertici delle rappresentanze ha imposto una nuova fase di trattative che l'amministrazione comunale intende affrontare per trovare un'intesa. La situazione è tale che la tassa di soggiorno sta
aumentando per quantità di incasso di anno in anno, perché il flusso turistico è in aumento. In realtà noi abbiamo fatto 1,5 milioni di visitatori e quest'anno nei primi 4 mesi abbiamo già un aumento del 15% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. L'aumento della tassa di soggiorno quindi era già deciso sia nei bilanci comunali che nelle intenzioni anche degli albergatori di poterlo fare, logicamente gradualmente, secondo quelli che sono a un certo punto un accordo con le categorie. Questo accordo è stato in questo momento congelato perché, come voi sapete, i vertici degli albergatori, i rappresentanti degli albergatori sono cambiati e quindi c'è stato un avvicendamento con una rappresentanza anche importante all'interno del Consiglio dei grandi alberghi, per cui è giusto a un certo punto che negoziamo con loro. Attualmente la tassa di soggiorno varia in base alla categoria della struttura ricettiva. Ad esempio negli hotel a 4 stelle può arrivare fino a 2,5 € a notte per persona, mentre per le altre strutture come bed and breakfast o ostelli l'importo è inferiore. L'amministrazione comunale si dice fiduciosa di poter arrivare a un'intesa entro la fine dell'anno con un aumento graduale che potrebbe scattare dal 2026. Le risorse in più, secondo l'amministrazione, potranno essere investite anche su servizi e infrastrutture a supporto della città, come soluzioni tampone per i parcheggi in attesa delle grandi trasformazioni del Porto Vecchio. Questi introiti ci consentiranno di fare delle azioni anche strutturate che non potevamo fare in passato. Affrontare ad esempio il problema dei parcheggi, perché indubbiamente il problema dei parcheggi può anche essere diciamo in qualche modo affrontato con il contributo della tassa di soggiorno per pagare eventuali noleggio di spazio o la gestione di parcheggi nuovi che in qualche modo facciano da tampone per un periodo di 4-5 anni a quelli che sono le grandi realizzazioni che vedremo nel Porto Vecchio. Adesso ci colleghiamo in diretta con Marostica perché a Crosara, che è una frazione collinare del comune, potrebbe aprire un centro per l'accoglienza di una quindicina di migranti. L'ipotesi è emersa nelle ultime ore e ha fatto sussultare l'amministrazione comunale. Il sindaco Matteo Mozzo esprime la sua totale contrarietà a questa ipotesi, quindi chiediamo conferma al microfono di Mirko Cavallini, che si trova in municipio assieme a Renzo Rigon. Buongiorno Mirko e buongiorno al sindaco Mozzo. Buongiorno a te Filippo, eccoci qua allora con me il sindaco Matteo Mozzo, che mi pare nella notte tra sabato e domenica ha scritto un post su Facebook. Ci riassume quali informazioni le erano arrivate e poi come ha proceduto? Allora, di fatto nella tarda serata di sabato sono venuto a conoscenza da una consigliera comunale, quale a sua volta è venuta a conoscenza delle informazioni da parte di alcuni cittadini residenti che nella zona di Crosara sarebbero arrivati dei migranti nelle prossime settimane all'interno di una struttura di una cooperativa. Ecco, questa è una notizia, una quindicina. Già in passato c'era stata l'ipotesi parliamo di qualche anno fa, lo stesso scrive 3 anni fa, venne a conoscenza di una richiesta di un centro di smistamento da 50 posti. Sì, la situazione è diversa, nel senso che 3 anni fa si parlava di 50 persone che dovevano arrivare a Marostica tramite un accordo di un privato che proponeva la riconversione di una struttura industriale in un centro di fatto di accoglienza e smistamento per 50 persone. Lì venne a conoscenza soltanto per un errore di notifica all'ente comunale da parte dell'azienda sanitaria che chiedeva delle verifiche per l'accessibilità e la possibilità di procedere in tal senso, e nel quale come amministrazione siamo intervenuti subito anche a livello urbanistico per motivare la contrarietà. Tra l'altro la struttura si trovava all'epoca vicino, che sarebbe dovuta nascere, si trovava vicino a una delle maggiori aree commerciali e di servizio alla cittadinanza ma anche ai turisti, avrebbe creato sicuramente un danno economico importante. Qui nella zona di Crosara mi dispiace essere venuto a conoscenza di questa cosa tramite i cittadini. Io come parte politica già sabato sera ho fatto delle verifiche alla mia mail personale e anche alle PEC, quelle che ho accesso come amministratore, e non ho visto nessuna comunicazione. Questa mattina gli uffici stanno verificando se erano arrivate PEC nelle giornate passate e quindi saprò dare una risposta nelle prossime ore. Mi dispiace delle modalità, ripeto, perché qui non è una questione di essere razzisti come mi ha additato qualcuno, anzi penso di essere l'unico sindaco leghista e l'unica amministrazione con questi colori ad avere investito anche tramite l'apertura di un CPA nel nostro territorio che favorisce
oltremodo l'integrazione delle persone attraverso i corsi di italiano e anche la possibilità poi di fare il riconoscimento della cittadinanza italiana grazie ai corsi sulla lingua. Quindi qui non è un discorso di razzismo, è un discorso di onestà verso i cittadini e una questione soprattutto morale di rispetto verso le istituzioni, perché se l'avessi saputo con tempo congruo e nelle giuste modalità avrei potuto organizzare innanzitutto gli incontri con la cittadinanza, se la legge mi obbliga di fatto ad accettare l'apertura di strutture di questo tipo, che comunque è da verificare, che avrei potuto organizzare degli incontri con la cooperativa, con i servizi sociali comuni di Marostica, con tutte quante le autorità di polizia locale presenti sul territorio e anche e soprattutto provare a vedere, come già facciamo anche per i residenti italiani, l'inserimento nel mondo del lavoro nelle aziende del territorio, perché ripeto, io non accetto che le persone arrivino, questo naturalmente dovrà essere poi gestito se dovesse essere, e non accetto che vengano parcheggiate e lasciate in una condizione di precarietà in un areale geografico che ha già avuto delle difficoltà per quanto riguarda il maltempo nel 2024, che ha avuto per anni uno spopolamento che adesso sta vedendo una rivisitazione e riqualificazione delle nostre colline dopo tanti investimenti che vengono programmati e fatti dall'amministrazione, e non accetto di subire decisioni di questo tipo senza una condivisione quanto mai concordata o almeno fatta, come posso dire, non digerire, perché non è una questione di digerire, ma far accettare e soprattutto spiegare l'utilità che possono esserci anche per il territorio e per le nostre aziende. Fatta così, io francamente come amministratore non la accetto. Ecco, manca la pezza d'appoggio ancora, nel senso che non c'è una voce che gira. Lei addirittura ha detto non dirò pubblicamente il nome della cooperativa coinvolta proprio per evitare strumentalizzazione. Allora, in attesa di eventuali incontri con la prefettura che lei ha annunciato, in attesa che gli uffici verifichino se c'è una carta, quindi invochiamo prudenza oltre a dire no. No, non è una questione, ripeto, del dire no. Io sono contrario ai modi, le modalità e, ripeto, la mancanza di rispetto verso l'istituzione. Bene, allora attendiamo sviluppi appena dagli uffici e dalla posta sarà trovato qualcosa. Con Renzo Rigon, grazie al sindaco Matteo Mozzo. Filippo, a te la linea. Grazie a Mirko Cavallini, a Renzo Rigoni e al sindaco di Marostica Matteo Mozzo. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Apriamo la pagina della politica sul fronte regionale. Continua a essere una situazione convulsa quella che sta vivendo il centrodestra veneto. Luca De Carlo, che è il coordinatore di Fratelli d'Italia, getta acqua sul fuoco. La partita sul Veneto, ha detto, non spaccherà il governo, saremo uniti, a chiedercelo è Giorgia Meloni. Io trovo improbabile, se non impossibile, che si vada disuniti, quindi trovo improbabile e assolutamente impossibile che questo governo possa implodere. Tante sono le cose che dobbiamo fare ancora per gli italiani. Il governo è stracoeso e mi dispiace per la sinistra, perché per questi 2 anni che mancano e anche per i prossimi 5 credo che non toccherà palla. Alla fine di una delle settimane più tese per il centrodestra veneto, e cominciano a essere davvero tante, è Luca De Carlo, numero 1 dei Fratelli d'Italia, a gettare acqua sul fuoco. Le turbolenze, soprattutto quelle tra Lega e Forza Italia, non diventeranno frattura e l'esecutivo Meloni non subirà ripercussioni. Non sarà quindi la partita sul Veneto a spaccare il governo. Questo è il pensiero, anzi la certezza, del senatore meloniano, ex sindaco di Calalzo, più volte dato in pole position per succedere allo stesso Zaia. Il diretto interessato continua a non scomporsi. La formula resta quella del miglior candidato possibile. La missione per De Carlo è semmai un'altra: tenere insieme l'alleanza. Poi Giorgia Meloni ha affidato a me questo compito 5 anni e mezzo fa in Veneto, e finché io avrò questo ruolo continuerò a comportarmi secondo quello che le indicazioni che mi dà il leader, senza pensare a quello che sarà il futuro di Luca De Carlo.
Giorgia Meloni ha sempre detto, anche quando eravamo all'1%, che noi dovevamo essere il collante del centrodestra. Lo abbiamo dimostrato con le scelte, non siamo stati al governo con nessun governo che non fosse espressione solo del centrodestra. Quanto al fattore tempo, anche qui, almeno ufficialmente, nessun psicodramma. Si aspetta la data delle elezioni nella finestra tra il 21 settembre e il 23 novembre, con Zaia chiamato a prendere una decisione definitiva. Non credo che incida particolarmente il fattore del tempo. Ad oggi non abbiamo una data alle elezioni e quindi credo che a catena, una volta decisa la data delle elezioni, si potrà anche ragionevolmente decidere, posto che se la coalizione è compatta possiamo scegliere il candidato anche 40 giorni prima delle elezioni, che non c'è nessun problema. E ora parliamo della superstrada pedemontana veneta, perché in attesa della sentenza del TAR sulla richiesta di risarcimento per i ritardi delle opere compensative della superstrada, il comune di San Zenone degli Ezzelini si è aggiudicato un importante contributo regionale. 660.000 euro, a tanto ammonta il contributo regionale che si è aggiudicato il comune di San Zenone degli Ezzelini, destinato a interventi per il miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale. Un risultato ottenuto partecipando al bando, rispetto al quale sono state presentate 327 domande, di cui 288 ammesse a contributo e solo 40 finanziate. Ma, precisa il sindaco Marin, questi soldi non hanno nulla a che vedere con il risarcimento che spetterebbe al comune dalla regione, per cui si attende ancora la sentenza dopo l'udienza al TAR dei giorni scorsi. Siamo stati aggiudicati proprio come il comune più alto in provincia di Treviso e il secondo in tutto il Veneto. Questo contributo andrà quindi a contribuire alla realizzazione della seconda rotatoria, quella della questione appunto che riguarda l'accordo sulle opere compensative della superstrada pedemontana veneta, però non ha a che fare con le somme che il nostro comune aspetta come risarcimento ormai, perché questo stiamo chiedendo ora alla regione per quanto riguarda appunto l'accordo delle opere compensative della superstrada pedemontana veneta, perché oltre a queste somme come comune dovremo andare ad aggiungere il costo di realizzazione della rotonda totale, ma anche di tutte le altre opere che sono previste, cioè la riqualificazione di via Marconi e di via Roma. L'importo attualmente del progetto è di 5.560.000 euro, per cui stiamo parlando davvero di una cosa consistente. Adesso attendiamo la sentenza, attendiamo fiduciosi, però appunto si va avanti perché gli accordi vanno rispettati, l'hanno detto anche 3 sentenze e quindi noi andiamo avanti. Tra l'altro, quando dovrebbe arrivare questa sentenza? Avete già sentore? Noi si spera arrivi entro la fine dell'estate, insomma, che nelle prossime settimane comunque di avere già notizie e sapere come poi potremo procedere per vedere finalmente compiute quelle opere che ci spettano. Certo è che è stata fondamentale anche la sua presa di posizione ferma. In effetti, se non prendevamo posizione, se non eravamo convinti appunto di quello che dicevamo, di quello che era scritto, tutto sarebbe andato perso. Non è andato perso, non è stato appunto tra virgolette un sacrificio quello che abbiamo fatto, ma è stata una cosa dovuta perché dobbiamo vederci riconoscere le opere che ci spettano, dobbiamo vedere riconoscere i diritti dei nostri cittadini e della nostra comunità. A Padova invece c'è stato un botta e risposta tra maggioranza e opposizione sul caso della moschea abusiva scoperta a Ponte di Brenta. L'assessore Antonio Bressa ha risposto alle accuse che gli erano state rivolte dalla consigliera leghista di opposizione Eleonora Mosco. Noi abbiamo provveduto ad avviare il procedimento proprio per abuso edilizio, perché nella Regione Veneto ci sono delle regole piuttosto restrittive, nel senso che anche una semplice associazione, se si ritrova con delle finalità pro-religiose, deve avere una sede che è inquadrata dal punto di vista urbanistico, quindi è una cosa abbastanza complicata. Non è il caso dell'edificio dove si ritrova questa associazione di persone provenienti dal Bangladesh, le quali sono state sorprese in alcune occasioni in attività di preghiera. Quindi noi abbiamo notificato loro che secondo le regole vigenti nel nostro territorio questo non è possibile e quindi stiamo agendo proprio secondo un principio di massima legalità. Stiamo agendo secondo le regole e i tempi previsti. L'assessore all'edilizia privata del comune di Padova Antonio Bressa risponde all'attacco della consigliera leghista Eleonora Mosco sulla vicenda della moschea abusiva di via Don Lago a Ponte di Brenta.
Mosca aveva parlato di tempi lunghi di intervento, ma l'amministrazione ha aperto un procedimento per abuso edilizio nei confronti dei proprietari dell'immobile seguendo le procedure previste, assicura Bressa, che spiega che la legalità verrà preservata in quel luogo e apre al dialogo per cercare una soluzione anche per la comunità islamica che cerca un posto dove poter pregare. Al tempo stesso però diciamo che con queste comunità è necessario il dialogo, è necessario trovare delle soluzioni perché l'alternativa è quella di relegare alla clandestinità queste situazioni di preghiera, invece bisogna gestire alla luce del sole in un contesto sì di legalità ma anche di sicurezza e di anche garanzia di quel diritto di libertà religiosa che in una democrazia deve essere assicurato a tutti. A Vicenza invece il contenzioso tra Comune e GPS per la gestione dei parcheggi. Il sindaco Giacomo Possamai traccia il punto della situazione e dichiara: non sono stati ancora versati 7 milioni di euro. Siamo molto preoccupati perché alla fine di agosto arriveranno a 7 i milioni che il Comune avrebbe dovuto ricevere da GPS per la gestione della sosta in città e che invece non sono arrivati in cassa. Questo sta costringendo il Comune e costringerà il Comune anche nell'assestamento di bilancio di luglio a vincolare, a bloccare risorse che dovrebbero andare sulle scuole, sulle strade per gestire la città nel coprire il buco causato da GPS. Quindi siamo molto preoccupati perché vuol dire non poter fare gli investimenti di cui la città ha bisogno. La preoccupazione del primo cittadino di Vicenza per i mancati pagamenti del canone concordato per la gestione di numerosi parcheggi pubblici in città, una situazione che ha portato alla decisione del Comune di recidere il contratto con la società GPS e l'avvio di un'avvertenza giudiziaria. Mercoledì prossimo dovrebbe pronunciarsi il TAR sulla vicenda che ha comportato negli ultimi 2 anni non solo mancati versamenti nelle casse comunali, ma anche una complessiva situazione di degrado nelle aree di sosta che il servizio avrebbe dovuto garantire. L'altro aspetto critico è come GPS sta gestendo i parcheggi. Penso al tema della pulizia dei parcheggi che vengono spesso lasciati abbandonati e non puliti e non gestiti, ma anche al servizio che viene fatto ai clienti, alla gestione per esempio delle problematiche come quando non funziona il POS, le sbarre. Non è accettabile che i parcheggi siano lasciati in stato di sostanziale abbandono e quindi a maggior ragione siamo preoccupati e speriamo che le cose possano andare nella direzione giusta. Rimaniamo in provincia di Vicenza per una notizia di cronaca. Un arresto e 2 stranieri denunciati è il bilancio di una perquisizione effettuata dai carabinieri in un immobile di Monticello Conte 8. I 3 uomini sono pregiudicati per reati connessi allo spaccio di droga. È stato condotto direttamente in carcere uno spacciatore pregiudicato, 30enne cittadino nigeriano, che deteneva oltre mezzo chilo di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo si trovava in un appartamento a Monticello Conte 8 in compagnia di altri 2 pregiudicati extracomunitari. I carabinieri li hanno sorpresi nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Vicenza che indagava sul titolare dell'abitazione, un cittadino della Nigeria di 28 anni. L'operazione dei militari è stata affiancata dal nucleo cinofili di Torreglia. Nell'immobile gli uomini dell'arma hanno rinvenuto rotoli di celofan e carta stagnola impiegati nel confezionamento delle dosi e 3.700 euro ritenuti provento di spaccio. In casa anche un 37enne della Sierra Leone trovato con 7 grammi di marijuana. Oltre all'arresto, i carabinieri hanno denunciato per spaccio di stupefacenti anche gli altri 2 pregiudicati. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Ben trovati nuovamente in diretta a Focus TG. Ora andiamo a Conegliano perché Giampaolo Vallardi è il nuovo presidente del Consorzio Italiano Compostatori, che riunisce tutte le aziende nazionali che operano nel riciclo del rifiuto biologico. Tra gli obiettivi del neopresidente lo sviluppo del biometano, ma anche la produzione di idrogeno dagli scarti organici.
È sicuramente per me un onore, ma anche una grossa responsabilità. Lavoro da fare ce ne abbiamo tantissimo. Gestiamo la frazione organica su tutto il territorio nazionale e anche la produzione di metano su tutto il territorio nazionale. Un trevigiano alla guida del consorzio che raggruppa i grandi nomi del riciclo organico nazionale. Stiamo parlando della CEA di Roma, della Bolognese Era, di Alia di Firenze, della siciliana Sicilfert e del consorzio sardo interprovinciale di Nuoro, solo per citare alcuni nomi degli oltre 100 associati. Un settore, quello del riciclo organico, che darà risposte importanti in tema di energia non da fonti fossili e quindi in linea con le direttive ambientali mondiali. Infatti dai nostri scarti di cucina, dal verde e dai depuratori cittadini, le nuove frontiere sono biodiesel ma soprattutto idrogeno. L'idrogeno che è il futuro, ci sono studi avanzati per la trasformazione del metano e del biometano in idrogeno. Oggi già ci ricaviamo la CO2, ci ricaviamo il compost, ci ricaviamo il calore attraverso il teleriscaldamento, quindi un grande tema da portare avanti. Per Vallardi, dopo gli anni da parlamentare, un ritorno a Roma con l'obiettivo di portare l'efficienza del riciclo di Marca in tutta Italia. Siamo oltre l'88% di raccolta differenziata. Cercherò e porterò questa esperienza del nostro territorio, la mia esperienza, in tutto il resto del territorio nazionale, e con l'ottimismo che abbiamo sempre messo in questo territorio, e speriamo di riuscire a essere ancora una volta vincenti nell'interesse di tutti. Ed ora saliamo sulla cima dell'Ortigara assieme agli alpini, perché ieri c'è stato l'annuale pellegrinaggio delle penne nere. Il cuore degli alpini è lassù, sulla cima dell'Ortigara, là dove è stato forgiato nel fuoco e nel sangue il mito delle penne nere durante la Prima Guerra Mondiale e dove ogni anno gli alpini tornano per tenere in allenamento il muscolo della memoria. Erano tantissime domenica le penne nere che hanno partecipato all'annuale pellegrinaggio organizzato dalle sezioni di Asiago, Marostica e Verona. Presente alla cerimonia anche il sottosegretario di Stato per la Difesa, la senatrice Isabella Rauti, che solo poche settimane fa era ad Asiago per riaprire il sacrario dell'Aiten chiuso da anni. Presente, eppure questa è una gran bella novità, anche la fanfara dei congedati della Cadore che ha accompagnato la messa e le cerimonie ai piedi della colonna mozza con la sua musica, dopo aver portato fin sulla cima della montagna a piedi tutti gli strumenti. Alle celebrazioni hanno partecipato anche gli alpini in armi che hanno raggiunto l'Ortigara pure dalla caserma Montegrappa di Bassano. I miei ragazzi hanno percorso a piedi 136 km partendo da Dobbiaco e da Bassano del Grappa per giungere qui sull'Ortigara oggi e compiere questo pellegrinaggio in onore dei caduti. Un evento, quello della celebrazione, che unisce i veci con i giovani militari in un momento di grande coinvolgimento per lo spirito alpino che guarda avanti dalla vetta della montagna sacra alle penne nere. Abbiamo voluto coniugare l'addestramento alpinistico con un momento per ricordare i fatti d'arme, per ricordare dove abbiamo combattuto. Ora parliamo di rifiuti smaltiti illegalmente, perché per scoprire gli ecovandali ci sono nuove armi a disposizione degli ecovigili del consorzio Priula. Prima o dopo un errore lo fanno, questo è il messaggio che mando a loro. Perché l'errore prima o dopo si fa e i nostri ecovigili stanno imparando a capire come ragionano. Il caso dell'ecovandalo immortalato dalla fototrappola cornuda è uno dei tanti individuati dal consorzio Priula. Gli ecovigili si stanno specializzando sempre più e grazie anche ad uno studio in collaborazione con l'Università di Padova stanno elaborando un piano che consente di realizzare l'identikit di chi abbandona i rifiuti in modo da restringere il cerchio fino ad arrivare all'identificazione. Chi non ritira i propri cassonetti, chi non svuota mai il secco, chi abbandona in luoghi isolati, chi forse per scrupolo di coscienza invece che nel fosso lascia i sacchi davanti all'ecocentro. Ogni ecovandalo ha delle caratteristiche che, grazie a questo studio, consentono agli ecovigili di seguirne le tracce e prima o poi coglierlo con le mani nel sacco. In realtà non sono poi così tanti nella Marca coloro che smaltiscono i rifiuti abbandonandoli nell'ambiente, anche se la crescente sensibilità della popolazione sul tema ne aumenta la percezione. L'abbandono è 0,6 kg per abitante anno, ma noi complessivamente ne facciamo 380 kg abitante anno, quindi siamo a numeri residuali. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di 300-400 famiglie su tutti il mio mezzo milione di abitanti del nostro bacino, 300-400 famiglie
di qualche tipo, certamente non normali, perché tutto il resto fa un'ottima raccolta differenziata, da tirare fuori però in mezzo al mucchio. Non ci sono poi solo gli abbandoni dei rifiuti domestici, a volte si trovano anche quelli di imprese poco serie. Soprattutto sono aziende diciamo grigie, ecco, per non dire un colore con toni più forti, dove le operazioni sono nascoste per tanti motivi fiscali e qualche tipo, e quindi rivelare la presenza del rifiuto, quindi smaltire correttamente, farebbe l'emersione di determinati soggetti. Anche queste vengono beccate perché è impossibile non lasciare le tracce. Non dico che siamo l'FBI di noi altri, ma c'è sempre una traccia di comportamento, di provenienza, magari non sempre, ma prima o dopo quella si trova e si risale come i salmoni la corrente. A Trebasele, che siamo in provincia di Padova, demolita la vecchia mensa e la vecchia palestra, grazie ai fondi PNRR partono i lavori per realizzare la nuova struttura più efficiente e più adeguata alle esigenze degli studenti. Una nuova mensa e una nuova palestra sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Trebasele, che con la demolizione della vecchia struttura ormai inadeguata, i cantieri per migliorare il plesso entrano nel vivo. La nuova mensa e la palestra, che sorgeranno dalle ceneri della vecchia struttura, sono realizzate grazie ai fondi PNRR. Il nuovo edificio si estenderà su un'area di circa 5.000 metri quadri e ospiterà una mensa scolastica moderna e funzionale progettata per accogliere fino a 650 studenti e una nuova palestra a servizio dell'istituto comprensivo. Visto che il polo scolastico è già stato praticamente tutto rinnovato, abbiamo anche la scuola elementare in costruzione, già abbiamo finito quella delle medie, e si è pensato comunque di rimodernare anche questa mensa palestra, risaliva comunque già all'inizio degli anni 70. Andiamo a rinnovare questa parte, diciamo così, ludico-sportiva. I lavori, che dovranno concludersi entro marzo del 2026, vedranno l'edificazione di una struttura ad un solo piano, accessibile ed efficiente, con materiali sostenibili. Ed ora vi raccontiamo una storia di solidarietà che attraversa il Veneto ed ha consentito ad un bimbo con disabilità di Rubano e alla sua famiglia di trascorrere una bella giornata in bicicletta sul litorale di Bibione. E si parte! Via! Una giornata di vacanza tutti assieme in sella alle bici. È quella che hanno potuto godere sul litorale di Bibione il piccolo Cesare con il fratellino Edoardo, mamma Federica e papà Alberto, lottici di Rubano. Una cosa non scontata per chi vive su una speciale carrozzina come Cesare e resa possibile grazie ad una bella storia di solidarietà nata da Stella Maris, struttura della diocesi di Treviso, dove la disabilità è di casa. Tutto nasce da un evento al quale hanno partecipato le sorelle Sara ed Alessia Michelon, travel blogger di Pederoba. Per l'occasione è necessario trovare una bici che consenta ad Alessia di percorrere la ciclabile lungomare pur essendo in carrozzina, e una bici di quel tipo ce l'ha la cooperativa San Francesco di Tezze sul Brenta, che con i ragazzi del centro diurno era stata proprio qui in vacanza. Detto, fatto, la bici da Tezze arriva a Bibione, Alessia la può utilizzare, pure dopo l'evento la cooperativa concede di lasciarla sul litorale a disposizione di altri ospiti con disabilità. È proprio allora, mentre percorre il lungomare, che il papà del piccolo Cesare vede la speciale bici che consentirebbe anche alla sua famiglia di fare una gita tutti assieme. Chiama tutti i negozi di bici per capire chi sia il noleggiatore, non lo trova finché un gestore lo indirizza a Stella Maris. È così che il desiderio di questa famiglia diventa realtà e tutti e quattro possono trascorrere la giornata in sella alle bici percorrendo l'intera ciclabile ed arrivando con il passo a barca fino a Lignano. Una gioia per mamma e papà e di due fratellini. Il gioco di squadra di persone di cuore ha fatto vivere un'avventura speciale ad un bimbo speciale e alla sua famiglia. E siamo approdati a Lignano. Abbiamo fatto il giro con il ferryboat, non ci ferma nessuno. Siamo in mezzo alla pineta di Lignano. Lignano Pineta. Eccoci. Io comunque mi sto alle costole, mami. Bravo, stammi alle costole. Anche papà, aiuto, sta arrivando anche papà. Guarda la miseria. Si supera. Guarda,
Era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG. Nel salutarvi e nel ringraziarvi per l'attenzione, per aver seguito questa edizione curata alla regia da Edoardo Paris e Andrea Basso. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza. Infine, questa sera, come sempre, torna l'appuntamento con Focus a partire dalle 21:15, sempre in diretta su Rete Veneta. Grazie dell'attenzione e arrivederci.